Siamo qui con Felice Floris, il dirigente del Movimento per i Pastori Sardi, e richiediamo a Felice la loro presenza oggi qui a Cagliari e il forte significato che vogliono dare a questa loro determinazione a ottenere quale scopo. Oggi a Cagliari io penso che riscriviamo una storia della pastorizia sarda. Noi finalmente siamo riusciti a trovare un'unità eccezionale, una coesione fantastica di tutti i pastori della Sardegna. Oggi ci diamo convegno qua a Cagliari perché con forza dobbiamo rivendicare e trovare assieme soluzioni per uscire fuori da un pantano che sta strangolando il nostro comparto. Oggi qualche risultato, non ci accontenteremo di qualche risultato perché diciamo che è ora di finirla con questi interventi a bombone. Vogliamo dei risultati significativi e che diano sia risposte all'immediato ma anche una prospettiva per il futuro, in modo da riorganizzare meglio il settore e di avere, diciamo così, una certezza del nostro futuro. Questo ti ringrazio Felice. Allora buona giornata. Saidi, Sardegna Nazione è qui e ci saranno anche tante persone presenti per poter dimostrare contro il governo che non vuole dare la giusta riconoscenza al mondo pastorale sardo. Arrivederci.